Ti sento, sì, ma non ho il gobbo. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Capaci di ricordare oggi le commemorazioni del 31esimo anniversario della strage che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morbillo e a 3 agenti della scorta, posata la prima pietra del Museo della Legalità, dedicato a tutte le vittime della mafia, affollata la cerimonia al carcere del Lucciardone. Le parole del ministro dell'Interno Piantedosi a Palermo. L'arresto di Messina Denaro ha chiuso un cerchio, ma la lotta a Cosa Nostra non è conclusa. E Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso, stoppa le polemiche sulle passerelle antimafia. È giusto che le istituzioni ci siano. Anche Catania ricorda il 23 maggio, numerose le iniziative di legalità dedicate ai più giovani, alla città dei ragazzi, nel quartiere di San Cristoforo, concerti e incontri con gli studenti. Questo pomeriggio manifestazione al Palazzo di Giustizia. Droga venduta a rate e pestaggi in caso di mancato pagamento. Sgominate 2 organizzazioni dedite allo spaccio nel Palermitano. Erano attive tra Casteldaccio e il quartiere popolare di Brancaccio. Il maltempo e la caduta di cenere lavica mettono in crisi l'agricoltura catanese, compromesse le colture primaverili. Le organizzazioni di categoria invocano lo stato di calamità. Calcio, i piani di Vincenzo Grella per il futuro del Catania. Il vicepresidente rossazzurro traccia il profilo del nuovo allenatore, conferma la fiducia nel direttore sportivo Laneri e parla di budget e mercato per la prossima stagione. Bentrovati, ricorre oggi il 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Numerose le iniziative nell'arco dell'intera giornata a Palermo per ricordare quell'eccidio. In collegamento da Palermo il nostro inviato Natale Bruno. Sì, buongiorno da Palermo, siete collegati con la parte antistante dell'aula bunker del carcere del Lucciardone, un luogo simbolo della lotta alla mafia. In queste aule 30 anni fa ci fu il maxi processo con pene pesantissime per i vertici di allora della mafia, con oltre 2000 anni di carcere, e qui stamattina c'è stata la grande commemorazione per il 31esimo anno dalla strage di Capaci, durante la quale morì il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. Tantissimi i ragazzini che sono intervenuti qui in questo palco, che in questo momento è in fase di smontaggio perché la manifestazione si è quasi conclusa. Ci sono stati diversi messaggi da parte dei vertici dello Stato. Il presidente Mattarella ha mandato un messaggio dicendo che la mafia è un cancro, ma non è invincibile, non è invincibile, e quindi si può battere. Stessa frase, sullo stesso tono più o meno quello del premier Meloni. Contro la mafia si va avanti in maniera instancabile. Questo è il messaggio che ha mandato il premier Meloni, che oggi era impegnata a Roma per presiedere c'era il comitato, c'era un importante impegno da parte del governo. Come dicevi tu dai titoli, c'è stata oggi 2 importanti iniziative a Palermo. A Palazzo Young c'è stata la posa della prima pietra, dove per quanto riguarda la fondazione del nuovo museo dedicato a tutte le vittime della mafia,
e anche a Capaci c'è stata una piccola manifestazione nell'ex stazione ferroviaria che diventerà anche quello un luogo simbolo della memoria. Noi vediamo il primo dei nostri servizi che ha realizzato Marco Gullà appunto a Palazzo Jung, dove c'era il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Vediamo il servizio. Una nuova tessera, un nuovo luogo di ricordo. Questa mattina, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci, a Palermo è stato avviato il cantiere per il Museo della Memoria che nascerà a Palazzo Jung. A fare gli onori di casa Maria Falcone, che ha accolto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Oggi anche l'inaugurazione del giardino e quindi l'avvio del cantiere per la creazione di un museo del presente dedicato alle vittime della mafia. Il progetto prevede spazi anche a Roma e Bolzano per unire l'Italia nel segno del ricordo e dell'impegno. Un luogo di ricordo, ma soprattutto di impegno per il presente e il futuro nella lotta a Cosa Nostra. Un luogo anche di riflessione, non di reliquie, uno spazio nuovo e moderno per costruire una comunità più giusta e consapevole. Una giornata fitta di iniziative, quella di oggi, a Capaci, nel Giardino della Memoria, consueto appuntamento organizzato da Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio. Poi celebrazioni anche alla Caserma Lungoro, un 23 maggio di nuove iniziative che congiungono sempre nella radice della memoria. Ecco, come detto, a Palermo è arrivato il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il più alto in grado appunto perché il Premier Meloni è rimasto a Roma e a Palazzo Jung Piantedosi ha rilasciato delle interviste, ha detto sostanzialmente questo: con l'arresto di Matteo Messina Denaro la lotta alla mafia non è certamente finita, la mafia è cambiata e noi ci adegueremo nel cambiare la lotta alla mafia per adeguarla alle nuove potenzialità. Sentiamo Matteo Piantedosi. L'arresto di Matteo Messina Denaro, l'abbiamo detto in tutte le circostanze, significa la chiusura di una pagina, ma una pagina che si gira e quindi ne comincia un'altra storia, quindi è stata la chiusura di una pagina della nostra storia molto importante dal punto di vista negativo, quindi la mafia stragista, l'abbiamo detto, quindi una fase storica in cui la mafia uccideva, colpiva i valori fondamentali della società civile, faceva delle vittime importanti, questi servitori dello Stato che hanno lanciato il loro messaggio alle generazioni future. Adesso la battaglia prosegue perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire, quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e quindi come tale è destinato a finire, però fino a che ci sarà l'ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l'ultima goccia di sudore per combattere. Proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni, i nostri investigatori, a inseguire i soldi, quindi a seguire i percorsi economici criminali che insomma interessano la mafia, a preservare i circuiti legali delle istituzioni, quindi anche gli interessi che le organizzazioni mafiose manifestano da più parti, insomma, su quelli che sono appunto l'infiltrazione anche delle istituzioni. Credo che sia un fenomeno che deve ancora preoccupare, ma deve rassicurare i cittadini il fatto che credo che il nostro Paese da tempo manifesta la capacità di intercettare e quindi in qualche modo di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia. A Palazzo Jung c'era pure Maria Falconi che ha gettato acqua sul fuoco per quanto riguarda le polemiche che ogni anno accompagnano la commemorazione della strage di Capaci di Via D'Amelio per quanto riguarda le passerelle antimafia. Sentiamolo. È chiaro che quando si fa una manifestazione che tende come ogni anno a essere la conclusione di un percorso educativo, è chiaro che le istituzioni devono essere presenti, perché sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, le chiamerei presenza delle istituzioni. Devo dire che quella di oggi è soltanto la posa di una prima pietra di quello che sarà, spero a fine ottobre, il Museo della Memoria. È importantissimo che
innanzitutto questo bene così bello e trascurato sia di nuovo ridato alla città, che in questi luoghi i ragazzi possono trovare la memoria ma anche la voglia del cambiamento e la voglia di lavorare per far meglio la nostra Sicilia. Ieri Tina Montinaro ha detto sì, ok, è stato preso a Messina Denaro, però bisogna dire ai ragazzi che la mafia non è sconfitta. Beh, io credo sempre che con l'arresto di Messina Denaro si è chiuso un cerchio, cioè si è finalmente messo al 41 bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa Nostra, quelli che sono stati responsabili delle stragi del 92 e del 93, di cui spesso non si parla ma che sono stati fondamentali nella storia del nostro Paese. Credo comunque che, come dice Tina, certo la giustizia deve continuare ad andare avanti e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia. Ecco, sin qui Maria Falcone, intervistata da Marco Gullà, così come Marco Gullà ha intervistato il ministro degli interni Matteo Piantedosi, e come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, i protagonisti oggi di questa 31esima commemorazione della strage di Falcone sono stati i ragazzini di tante scuole. Qui a Palermo sono giunti anche 80 sindaci in rappresentanza di centri di tutta Italia, sono baby sindaci. Loro li abbiamo sentiti perché la strage di Capaci e la lotta alla mafia l'hanno sentita dai racconti fatti dai loro genitori e anche dalle insegnanti frequentando la scuola. Sentiamo. Spesso a scuola ce ne parlano molto, però secondo me si dovrebbero comunque parlare, parlano sempre di Falcone e Borsellino, ma in senso che i ragazzi un po' si annoiano, però secondo me con queste iniziative parlare con proprio i veri portatori della memoria entusiasma i ragazzi a sapere di più la storia di questi due personaggi. Non vanno dimenticate perché hanno fatto tanto per noi loro. Falcone e Borsellino sono un grande esempio che danno a tutta la comunità. E poi se ne sente pure parlare molto, magari al telegiornale, ma anche a scuola, no? Perché appunto sono un buon esempio da seguire e da rispettare. Tu sei il sindaco di dove? Di Zagarise, provincia di Catanzaro, Calabria. Ecco, due gli appuntamenti nel pomeriggio: alle 15 ci sarà la commemorazione alla caserma Lungaro e poi alle 18 meno 2 minuti il minuto di silenzio dinanzi all'albero Falcone, nel quale arriveranno i due cortei che si snoderanno per le vie di Palermo. Uno di questi è composto ancora dagli studenti delle scuole palermitane. Solo per chiudere ricordiamo i tre nomi dei tre agenti di scorta che il 23 di maggio del 1991 persero la vita. Sono Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. A te Michele. Grazie al nostro inviato Natale Bruno. Anche Catania ricorda il 23 maggio con diverse iniziative nelle scuole, soprattutto quelle più a rischio, dove diffondere il senso di legalità e rispetto è un'urgenza quotidiana. Siamo andati nella città dei ragazzi, nel quartiere di San Cristoforo. Eva Spampinato. La musica, la natura, la legalità e il rispetto del prossimo. Eccoli gli elementi che oggi i giovani della città dei ragazzi sono invitati a recepire, perché raccogliere l'eredità di Falcone e Borsellino, essere costruttori di legalità non è solo importante, ma è possibile anche in un quartiere come quello di San Cristoforo a Catania, dove questa mattina si è svolto uno degli appuntamenti di Capaci di crescere, iniziativa partita 9 anni fa da un altro quartiere difficile di Catania, Librino, e adesso è arrivata in tutta Italia. Si è gemmata un po' come gli alberi Falcone che continuano a crescere in tutta Italia, e oggi è un cartellone di 21 occasioni da Trieste fino alla Sicilia, in cui le organizzazioni decidono di incontrare i ragazzi insieme ai testimonial di legalità e costruire la lotta alle mafie, e parte proprio tutto da posti come questo. La legalità per noi è un tema fondamentale e partiamo con i ragazzi che accogliamo alla città dei ragazzi, appunto dalle piccole cose, quindi dall'educazione alimentare, all'educazione ambientale, e a rispettare soprattutto le regole, gli altri e gli spazi che viviamo insieme.
Presenti all'iniziativa gli studenti dell'Istituto Livio Tempesta, dell'ERIS, dell'Osservatorio numero 9 per la dispersione scolastica e dell'Istituto Cesare Battisti. Questi ultimi, dopo aver piantato l'ulivo della pace, sono saliti sul palco per un concerto strumentale. La legalità è stata declinata stamattina in tutti i modi, in tutte le modalità, perché i ragazzi possano recepire messaggi di pace, di solidarietà e soprattutto di legalità. Ho detto ai ragazzi, se dovete vivere la legalità, cominciate dalle piccole cose. Indossiamolo questo casco, mettiamoci le cinture, rispettiamo gli altri sulle strisce pedonali, rispettiamo gli altri perché noi vogliamo rispetto per noi stessi. Intanto al Tribunale di Catania tutto è pronto per la manifestazione del pomeriggio. Una marcia contro la mafia in memoria di Falcone e Borsellino e delle loro scorte partirà alle 16:30 da Piazza Università e si concluderà in Piazza Trento. L'attività vulcanica sull'Etna è finita alle 8:32 di oggi con i flussi lavici provenienti dal cratere di sud-est in raffreddamento e così dopo la dichiarazione di cessata attività del vulcano da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lo spazio aereo attorno all'Etna è tornato verde. Dalla marijuana fino al crack, la droga veniva venduta anche a rate o a credito, ma chi non pagava subiva pesanti pestaggi. 2 organizzazioni sono state sgominate da carabinieri e polizia nel Palermitano tra Casteldaccia e il quartiere popolare di Brancaccio. Manlio Viola. Scusate, manderemo il servizio più tardi, continuiamo con le notizie. Su WhatsApp avrebbe minacciato di compiere una strage sparando 1 migliaio di munizioni con un Kalashnikov, causando morti tra italiani e tedeschi in alcuni negozi a Calw, città della Germania dove risiedeva. È l'accusa contestata a un 36enne arrestato dai carabinieri di Catania nel suo paese d'origine, che è Mirabella in Bacari, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L'indagato è stato condotto nel carcere di Caltagirone. Ciclone africano, cenere lavica, danni ingenti nel catanese e agricoltori in ginocchio. La CIA, la Confederazione degli Agricoltori, chiede lo stato di calamità naturale. Siamo andati a vedere la situazione nella piana di Catania. Tonino De Mana. Splende il sole sulla piana di Catania e si contano i danni del devastante ciclone africano a cui, come se non bastasse, si è aggiunta la sabbia vulcanica dell'Etna caduta copiosa nel catanese. È stato un fine settimana da incubo per gli agricoltori siciliani che dalla siccità sono passati all'abbondante pioggia fuori stagione che ha compromesso le colture primaverili, ma anche cereali, legumi e grano. Chiesta con urgenza una riunione con le organizzazioni di categoria per lo stato di calamità. Noi vogliamo che venga riconosciuto immediatamente lo stato di calamità per i nostri territori, in modo che il governo e la regione possano dare sussidi, possano dare un aiuto alla nostra agricoltura. Senza di questo, ahimè, penso che sia veramente difficile che in questo territorio si possa continuare a fare agricoltura. Da Giarre ad Adrano, passando per il Calatino e la piana di Catania, è un susseguirsi di richieste di aiuto con decine di imprese, piccole e medie, che denunciano consistenti danni per il maltempo. Non solo pioggia, il vento, spirato ad oltre 100 km/h, ha fatto il resto, scoperchiando serre, sradicando alberi, facendo cadere frutti come questi agrumi staccati dalle piante depositati per terra. Compromesso il raccolto del grano, siamo in contrada Sigona, in territorio di Lentini, e questo è lo sfogo di un produttore. Queste piogge tardive hanno consentito a tutte le erbacce di riprendere e prendere il sopravvento, quindi adesso per trebbiare dovremmo aspettare che si seccano le erbacce, cosa che avverrà a settembre, quindi se trebbieremo e verrà un ammasso di un impasto tra verde e grano, quindi avremo un calo di qualità notevolissimo. Quella parte nera cos'è? Quella è veccia bruciata, ammuffita dalla troppa pioggia, veccia da granella, viene utilizzata per foraggio per animali. Cenere lavica che si è depositata invece sulle piante. Guardate questa coltivazione di zucchine ad Adrano, che insieme a Biancavilla è stata la più colpita dalla coltre nera sprigionata dall'eruzione dell'Etna. Anche alle pendici del vulcano è in corso la conta dei danni, ma da queste parti al peggio non c'è mai fine. Facciamo una breve pausa, subito dopo i programmi del Catania per la nuova stagione.
Eccoci di nuovo insieme. Dalla marijuana fino al crack, dicevamo poco fa, 2 organizzazioni sono state sgominate da carabinieri e polizia nel palermitano. Manlio Viola. L'hanno chiamata Operazione Cristallo perché di cristalli spesso si parla in gergo per indicare le nuove droghe sintetiche. E dello spaccio del pericolosissimo crack si occupava l'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Palermo in un'operazione fra Casteldaccia, luogo di vacanze e villeggiatura, e il capoluogo. 12 sono i destinatari di ordini di custodia cautelare, 3 persone sono finite in carcere, 5 ai domiciliari, 4 hanno l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma altre 4 persone sono indagate a piede libero. Grazie alle indagini scattate tra novembre del 2021 e maggio del 2022 è stata scoperta una base di spaccio a Casteldaccia dove veniva venduta a decine di clienti anche dei comuni dell'Interland hashish, marijuana, cocaina e soprattutto appunto crack. Gli indagati avrebbero acquistato la droga a Palermo per poi venderla dalle proprie abitazioni agli assuntori. In alcuni casi avrebbero venduto grossi stock di stupefacente anche all'ingrosso, persino a rate. Agli acquirenti noti infatti veniva fatto credito, ma chi non pagava poi era destinatario di intimidazioni e violenze. Sono state sequestrate durante le indagini quasi 5 kg di marijuana, 2 kg di hashish, 700 grammi di cocaina purissima e 9.000 euro. Sequestrato anche il libro mastro dell'organizzazione. Sempre oggi a Palermo è scattata anche una seconda operazione antidroga condotta però dalla polizia nel quartiere Brancaccio. 17 gli indagati, 11 le persone arrestate. Anche in questo caso gli investigatori hanno riscontrato violenza per il recupero crediti, ricostruito il pestaggio avvenuto a Carini nei confronti di un componente dell'organizzazione per riscuotere i soldi dovuti. L'uomo picchiato con una cazzottiera davanti anche ad un bambino. Calcio, il ritornato tra i professionisti, il Catania lavora per pianificare la nuova stagione. Tutto ruota attorno al budget che la proprietà metterà a disposizione della dirigenza rossazzurra. Del futuro del club ha parlato a Corner il vicepresidente Grella, che conferma il DS Laneri e traccia il profilo del nuovo allenatore, Angelo Gagliano. Rientrato a tempo record nel calcio professionistico, il Catania già programma la prossima stagione, il nodo cruciale per la dirigenza rossazzurra, come conferma il vicepresidente del club Vincenzo Grella a Corner, è il budget che la proprietà metterà a disposizione del settore sportivo. Il primo passo è la conferma di un budget per poi programmare bene il lavoro. A inizio giugno la trasformazione dell'attuale SSD in società di capitali. È prevista per la prima settimana di giugno, non ci dovrebbe essere il presidente in Italia, ma ho pieni poteri per fare questa trasformazione. Grella conferma fiducia incondizionata al direttore sportivo Antonello Laneri anche per la prossima stagione. Sa bene quello che noi vogliamo fare. Mi fido di suo buonsenso, è un uomo serio, ha tutte le caratteristiche per proseguire questo progetto con me. Capitolo allenatore, non è un segreto che la società stia valutando diversi profili. Noi stiamo cercando un allenatore che fa un calcio aggressivo, propositivo e che ha voglia di fare qualcosa di speciale con il Catania. È una grande responsabilità che ho preso e quando lo prenderò devo essere sicuro che ho dato in mano la guida tecnica della società alla persona che credo ci porterà a successo. E discorsi aperti anche sulla rosa per la prossima stagione. Insieme a Antonello facciamo più volte dei ragionamenti su chi è più adatto, chi è meno adatto, chi forse ha avuto meno spazio, però comunque ha certe caratteristiche che possono servire a noi. L'iscrizione al campionato di Serie C 2023-24, lo ricordiamo, va perfezionata entro il 22 giugno. Permettete 2 parole in prima persona. Ho un ricordo nitido di Falcone al TG2 nel 92, poco tempo prima che fosse ucciso. Percorrevo uno dei lunghi corridoi del telegiornale diretto allo studio quando ho visto arrivare in direzione opposta un folto gruppo di persone che procedeva a passo svelto e incrociandole ho riconosciuto il magistrato tra i visi dei giovani in borghese che lo circondavano. Lo scortavano anche dentro il TG, circondandolo con i loro corpi.
Di lì a poco Falcone, che era ormai al Ministero della Giustizia, avrebbe dovuto essere il protagonista di Lezioni di mafia, un format inventato per lui dal mio direttore dell'epoca Alberto La Volpe. E vedendomelo davanti, anche se il gruppo non si è minimamente fermato, l'ho salutato con calore dicendo: buonasera dottor Falcone. Lui si è girato, continuando a camminare in fretta, ha accennato uno dei suoi famosi sorrisi, ha risposto ed è sparito in mezzo alla scorta. Strano, mi sono detto, ci deve essere un forte allarme per circondarlo di agenti di scorta anche dentro la RAI di Via Teulada, che è un luogo, insomma, notoriamente più che sicuro. Poche settimane dopo c'è stata Capaci e la poltrona di Falcone alla prima delle elezioni di mafia è rimasta vuota. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.